Dopo la domenica di sosta per l'impegno della nazionale italiana torna l'Almona Tour Cup, 19° turno di campionato che si apre con una sfida, praticamente un derby salvezza tra il KUS Energit Cagliari e il Geas Sesto San Giovanni, le due formazioni che chiudono la classifica del campionato di Serie A1. Vado a presentare questa partita in compagnia di Stefano Arrica, vicepresidente del KUS Cagliari, anzi presidente del KUS Cagliari. La prima gaffe di oggi l'abbiamo già fatta. Parliamo di questa partita, insomma c'è poco da dire, una partita assolutamente da vincere per continuare a sperare, a lottare per la salvezza. Beh, ormai sì, diciamo che non ci sono più domeniche per aspettare, questa è una partita decisiva per entrambe le squadre. Che dire, speriamo che sia una bella partita, ci sono stati un po' di problemi durante le scorse settimane, un po' di polemiche, noi le lasciamo alle spalle. Siamo una società chiaramente di sportivi e ci piace vincere sul campo, cercare di arrivare a questa salvezza anche se sarà sofferta nel miglior modo possibile. Ovviamente bisogna dare un'occhiata anche alla partita d'andata, 50 punti di Samantha Pralis in quell'occasione. Immagino che quest'oggi la formazione ospite, il Geas Sesto San Giovanni, cercherà di marcare con un pochino più di attenzione la giocatrice americana, su cui però coach Restivo punta ancora tantissimo. Per me se ne fa anche 30 o 20 e vinciamo la partita, sono sicuro che anche lei non si dispererà. Oggi Samantha come sempre giocherà per fare più punti possibili, ma per farli per il KUS Cagliari e non per se stessa. Sono convinto che in questo momento conta veramente il gruppo, cercare di arrivare alla vittoria in tutti i modi. Oltre alle discussioni sul tema arbitrale, in settimana ha tenuto banco anche questo gemellaggio con la Virtus Cagliari. Sono attese qui le giocatrici della Virtus, insomma tutto il mondo virtusino, per fare il tifo per il KUS, così come il KUS era presente ieri al Pala Restivo. Un bel esempio per tutto lo sport sardo, possiamo archiviare così queste iniziative. Io stesso per primo ieri, al richiamo alla richiesta del mio amico Riccardo Fava, sono andato a vedere, sono portato anche bene perché insomma gli è andata bene su tutti i fronti, hanno vinto anche la differenza canestri e hanno vinto una partita fondamentale. Sì, questo è lo sport, è quello che deve essere tra società che fanno lo stesso lavoro, che fanno lo stesso sport. Non speriamo di fare il derby il prossimo anno, se dovesse essere derby sarà, per cui chiaramente la peggiore delle ipotesi per noi, sarà sicuramente qualcosa di piacevole, ricreare un mondo sportivo cestistico a Cagliari, adesso al femminile, chissà che venga fuori qualcosa anche al maschile in futuro. Dall'altra parte c'è nella sfida di quest'oggi il Geas Sesto San Giovanni, come abbiamo detto, c'è un ex Emily Correal, che le chiedo come l'avete salutata, come l'avete accolta quest'oggi. Io non l'ho ancora vista, la vedo adesso qua che si riscalda, ma no, ma che c'entra, può succedere, la ragazza non si è ambientata, non ha avuto forse io direi, voglio essere carino, la forza di andare avanti. Per me uno sportivo deve avere il coraggio delle proprie azioni e deve finire un campionato. Lei non ce l'ha fatta, non se l'è sentita, buon per lei, l'importante è che insomma se la goda. Speriamo che oggi però le vada male, senza problemi. Speriamo anche che le gradinate del Palacus vadano a riempirsi, questo inizio sembra promettente, manca ancora un pochino all'inizio della partita, ovviamente il KUS mai come quest'oggi ha bisogno del suo pubblico. Sì, attendiamo un pubblico chiassoso che tifa per il KUS, è un orario un po' particolare perché l'orario canonico sono le 18, le 16 abbiamo chiesto, così come l'abbiamo fatto anche con la Virtus, di far venire un po' anche di atleti, anche di simpatizzanti. C'è un'altra partita importante in A2, speriamo che non ci rubi un po' di pubblico o perlomeno che venga un po' di gente a tifarci, ne abbiamo bisogno davvero. Grazie mille allora Stefano Arrica, in bocca al lupo per
questa partita. In bocca al lupo al Cus Cagliari, in bocca al lupo anche al Geas Sesto San Giovanni. Ovviamente ci auguriamo di vedere una bellissima partita. Noi interrompiamo questo collegamento solo per un attimo, poi torneremo pronti per la palla 2 di Cus Energit Cagliari, Geas Sesto San Giovanni. Amici di Lega Basket Femminile, benvenuti al Palacus di Cagliari, 19ª giornata della Almona Tour Cup. Si sfidano Cus Energit Cagliari e Geas Sesto San Giovanni per una partita cruciale in zona salvezza per entrambe le formazioni. Infatti Cus e Geas sono appaiate in fondo alla classifica con 8 punti, 4 vittorie, 14 sconfitte il bilancio di entrambe le formazioni quest'oggi, a caccia di un successo che sarebbe davvero oro in vista della corsa alla salvezza. Andrò a commentare questa partita come sempre in compagnia di Francesco Aresu. Buonasera Francesco. Buonasera a tutti. Siamo in debito dei quintetti delle due formazioni, quello del Cus Cagliari è quello tipico, potremmo così dire, con il capitano Cinzia Arioli assieme a Samantha Pralis, Cristina Benic, Nicolina Milic e Aleandra Cesta. E questo lo starting five scelto da coach Antonello Restivo. Dall'altra parte invece per il Geas Sesto San Giovanni abbiamo Giulia Arturi, Emily Correal, ex di giornata, assieme a loro Martina Kaceric, Tai Madonna e con il numero 20 Andra Mandache. Questo anche il quintetto mandato in campo da coach Cinzia Zanotti. Intanto è arrivato il primo canestro della partita, lo ha realizzato il Cus Cagliari, che ora si riporta in zona offensiva dopo l'errore da parte del Geas. E Cristina Benic a gestire questo possesso, si va dentro a cercare la ricezione profonda di Nicolina Milic, che lavora a spalle a canestro, semigancio sbagliato di pochissimo, sfortunata la giocatrice bosniaca del Cus Cagliari. Dall'altra parte il Geas prova a rispondere, Kaceric ha servito Mandache fuori dall'arco, Mandache serve in punta Arturi, poi trovata Brown, partita in quintetto con la canotta numero 10, non c'è invece Tai Madonna come detto erroneamente in precedenza. Dunque la giocatrice numero 10, partita in quintetto per il Geas, è Brown. È arrivato intanto un altro errore da parte del Cus Cagliari, che ora deve difendere l'attacco di Barberis, servita Mandache che va dentro con la mano sinistra. C'è il fallo, il primo della partita, sanzionato dal trio arbitrale composto da Andrea Bongiorni di Pisa, Pasquale Pecorella di Trani e Duccio Maschio di Firenze. Fallo di Aleandra Cesta, il primo della partita, 8 minuti e 30 al termine del primo quarto, 2-0 il punteggio in favore del Cus Energit Cagliari. Il pallone fuori per il tiro di Kaceric a segno. Tanto spazio per lei, non ha perdonato Kaceric, dunque arrivano anche i primi 2 punti della partita per il Geas Sesto San Giovanni. Samantha Pralis ha servito a Aleandra Cesta, il pallone ancora per Samantha Pralis, che nella partita d'andata salì alla ribalta nazionale dopo una prestazione da ben 50 punti realizzati. Pensate, quasi un record per il basket femminile, 10 su 17 da 2, 5 su 7 da 3, 15 su 15 ai liberi per lei. In quella circostanza coach Zanotti ha già dichiarato alla vigilia che presterà particolare attenzione a Samantha Pralis nel corso di questa partita. Intanto è arrivato il sorpasso del Geas sul punteggio di 4-2, prova a rispondere il Cus Cagliari con il possesso gestito da Cinzia Arioli. Arriva il blocco di Milic, va dentro con la mano destra, Arioli le strappa via il pallone, però Brown che si lancia a tutta velocità dall'altra parte. Brown, ma è bravissima Aleandra Cesta a strapparle il pallone. Allora parte la transizione del Cus Cagliari con il taglio verso il centro dell'area di Milic, che poteva essere buono ma non viene servita la giocatrice bosniaca. Trovata adesso con la ricezione profonda, semigancio a segno, altri 2 punti per il Cus Cagliari, che impatta allora a quota 4, 7 minuti e 10 al termine del primo quarto qui al Palacus di Cagliari, 19ª giornata della Almona Tour Cup, sfida decisiva in zona salvezza Cus Energit Cagliari e Geas Sesto San Giovanni. Errore intanto dalla lunga distanza per il Geas, è già ripartito il Cus con il capitano Cinzia Arioli che trova un corridoio di penetrazione, lo scarico per Pralis, la partenza bruciante e il canestro da parte di Samantha Pralis, altri 2 punti per il Cus Cagliari, 6-4 il punteggio. Saggio di tecnica davvero importante anche in questo caso da parte di Samantha Pralis, che ha fatto saltare la diretta marcatrice con la finta e poi ha mandato a segno il canestro da sotto. Risponde da par suo però dall'altra parte Andra Mandache
giocatrice rumena, classe 1981, è a lei che si affida il GS Sesto San Giovanni nella rincorsa alla salvezza. Si va dall'altra parte ancora con Nicolina Milic che si gira bene con il piede perno, semigancio stavolta con la mano sinistra, ancora a segno. Davvero una bella partita fino a questo momento al Palacus. Ancora una partenza da parte di Mandache, presa in consegna da Leandra Cesta. L'ultimo tocco è stato della giocatrice italo-argentina, dunque si riprenderà con una rimessa dal fondo in favore del GS Sesto San Giovanni, che manderà a rimettere Brown, giocatrice uscita dall'Università del New Mexico, dove viaggiava fino all'anno scorso a circa 14 punti di media, rookie dunque per il GS, che però si sta ben comportando nel corso di questa stagione. Intanto è arrivato un altro canestro per la formazione ospite, lo ha mandato a segno l'ex di turno Emily Correal con la canotta numero 6 in campo per il GS Sesto San Giovanni. Dall'altra parte Samantha Pralis ha già servito Cinzia Arioli, poi il pallone di ritorno ancora per Pralis, che lavora contro la difesa di Caceric. Il tiro mandato per aria un po' forzato e sbagliato stavolta da parte della giocatrice ex Phoenix nella WNBA. Dall'altra parte il GS con il possesso gestito proprio da Brown, che chiama vicino a sé Correal per il blocco, il pick and roll giocato e poi il tiro dalla lunga distanza, tabellata da parte di Brown. Allora riparte il contropiede del Cus Cagliari, ancora con Samantha Pralis dietro la schiena, riesce a divincolarsi dalla pressione delle avversarie, riesce anche a servire Leandra Cesta. Ora il pick and pop giocato tra Benic e Cesta, si apre Cesta, non viene servita, il tiro dalla media distanza di Benic sbagliato. Lavora bene col tagliafuori il GS con Brown, che ora decide di rallentare i ritmi. Già chiamato lo schema pugno da parte della giocatrice americana, sale Correal per il blocco, poi taglia dentro Emily Correal, il ribaltamento di lato per Caceric, la tripla sbagliata, rimbalzo lungo da parte di Arioli, che poi va a subire il fallo di Giulia Arturi, primo fallo della partita per il playmaker classe 1987, un'autentica bandiera del GS Sesto San Giovanni con cui milita ininterrottamente dalla stagione 2005-2006. Intanto riepiloghiamo la situazione, 4:53 al termine del primo quarto, 8-8, perfetta parità di punteggio qui al Palacus di Cagliari tra Cus Energit Cagliari e GS Sesto San Giovanni. 8-8 anche la situazione in classifica. In questo momento le due formazioni sono appaiate in fondo alla classifica, ma guardano alla terzultima posizione che garantirebbe la salvezza, posizione in questo momento occupata da Vigarano, formazione del Vigarano che sarà impegnata nel posticipo dell'evento in casa contro Umbertide, una sfida che sicuramente entrambe le squadre impegnate quest'oggi al Palacus andranno a seguire con particolare attenzione, a prescindere ovviamente da quello che sarà il risultato finale. Intanto lavora vicino a canestro Correal, si appoggia con il fisico a Milic, non riesce però a concludere a canestro, ha già recuperato il rimbalzo Samantha Pralis, che è giunta in zona offensiva, il blocco di Milic. La partenza poi di Pralis con una finta davvero bruciante, ha fatto secche due avversarie con l'hesitation Samantha Pralis, che però poi ha sbagliato la conclusione da sotto canestro. Risponde Mandache, il tiro, ma prima del tiro c'era stato il fischio arbitrale, sanzionato un'infrazione di passi da parte della giocatrice rumena in maglia numero 20 del GS Sesto San Giovanni. E allora palla persa dalla compagine lombarda. Torna in attacco il Cus Cagliari con il possesso gestito da Samantha Pralis, esce dai blocchi Cristina Benic che tiene lì il pallone in punta. Ora c'è Nicolina Milic, si va da Cinzia Arioli, la partenza con la mano destra, trova un bel corridoio di penetrazione Cinzia Arioli, ma arriva un altro errore da sotto canestro sanguinoso per il Cus Cagliari, che deve cercare di capitalizzare il più possibile queste occasioni. Il tiro intanto piazzato, comodo, mandato a segno con mano educata ancora da parte di Emily Correal, che trova così il quarto punto personale di questa partita. Sorpasso GS sul 10-8. Dall'altra parte risponde il Cus Cagliari con Cristina Benic, il blocco a smarcare Cinzia Arioli, che ora riceve in punta accoppiata con Arturi, prova la partenza in palleggio, viene fermata dal fallo, il secondo già da parte di Arturi. Allora coach Zanotti dovrà provvedere a un cambio, esce proprio Arturi, entra con il numero 11 Tai Madonna, che dunque fa ben presto il suo ingresso, il suo primo ingresso in questa partita. 3-12 al termine del primo quarto, 10-8 il punteggio in favore del GS Sesto San Giovanni. Rimessa in attacco per il Cus Cagliari con Samantha Pralis, che va a ricevere il pallone, il blocco di Aleandra Cesta, che poi taglia dentro, sale ora anche Nicolina Milic, creato lo spazio per la tripla di Pralis, a segno Samantha Pralis per il sorpasso Cus Cagliari sull'11-10. Si accende anche il Palacus, è numeroso il pubblico accorso quest'oggi a
incitare la formazione di casa in vista di questa partita cruciale per la salvezza. Arrivato intanto un altro canestro da parte del Geas, che dunque controsorpassa sul 12-11 con Brown. Partita molto bella, avvincente ed equilibratissima fino a questo momento. Ancora Pralis qui a cercare il taglio di Milic, che sbaglia da sotto canestro. Prima però era arrivato il fallo commesso da Kacerik, se non ho visto male. Dunque viaggio in lunetta per Nikolina Milic, altro cambio, anzi primo cambio della partita per il Cus Cagliari. Mandata sul parquet Giulia Gombac con la canotta numero 24, è uscita Cristina Benic. Intanto è pronta in lunetta Nikolina Milic, quinta miglior realizzatrice della Almona Tour Cup, a oltre 17 punti di media. Nikolina Milic che viaggia in doppia, cattura anche più di 10 rimbalzi di media, è sesta in questa particolare classifica. 2 su 2 dalla lunetta per lei, e allora altro controsorpasso del Cus Cagliari, ora in vantaggio sul 13-12, 2 minuti e mezzo al termine del primo quarto. La finta di Kacerik, si va fuori ancora da Mandache che lavora dal palleggio. Ancora Mandache, arresto e tiro contro la mano alzata da parte di Cesta. Lavora male a rimbalzo qui il Cus Cagliari. Allora extra possesso per il Geas, che si affida al suo playmaker Tai Madonna. Penetrazione centrale, arresto e tiro a segno. Ottima iniziativa anche da parte di Tai Madonna, e allora freccia e controsorpasso ulteriore da parte del Geas. Sesto San Giovanni, partita sempre in equilibrio con nessuna delle due formazioni che fino a questo momento è riuscita a prendere il sopravvento. Cade Pralis, attenzione perché se non ho visto male ha messo male la caviglia la giocatrice americana, si tiene la caviglia destra Samantha Pralis. Il silenzio del Palacus di Cagliari, momento davvero importante questo, perché Pralis è a terra, si è fatta seriamente male, almeno a giudicare dal modo in cui si lamenta per il dolore la giocatrice americana Francesco Aresu. Questa sarebbe una bruttissima tegola per coach Antonello Restivo. Assolutamente sì, Roberto, anche perché nel frattempo vediamo che prova a rialzarsi, ma viene sorretta dalla compagna e da un altro membro dello staff, per cui sì, sarebbe una perdita probabilmente veramente sanguinosa per Restivo, al di là del fatto numerico ovviamente, perché insomma sappiamo bene quanto sia importante Pralis nell'economia di gioco delle cagliaritane. Sicuramente poi anche in una fase di gioco così concitata, dove le due squadre sono punto su punto, l'esperienza e il talento di Pralis sarebbero proprio decisivi se non fossero a disposizione di Restivo. Allora speriamo di rivedere in campo Samantha Pralis, che ora è uscita. Viene praticato il ghiaccio spray sulla sua caviglia. Ovviamente ci auguriamo innanzitutto per lo spettacolo che Samantha Pralis possa tornare in campo. Intanto rimessa in attacco per il Geas con Martina Kacerik, che è pronta a eseguire 1:53 al termine del primo quarto. Ancora conciliabolo tra gli arbitri, è uscita intanto ovviamente Samantha Pralis. Sul parquet è tornata Cristina Benic. Eravamo in debito di questo cambio, abbiamo raccontato in precedenza della prestazione mostruosa nella partita d'andata da parte di Samantha Pralis. 50 punti a referto, catturò in quell'occasione le attenzioni di tutto il mondo cestistico italiano. Intanto approfitta dell'assenza di Pralis per mettersi in proprio Brown a segno con il potenziale gioco da 3 punti. Iniziativa molto importante da parte di Antiesha Brown, guardia del 1992, rookie come abbiamo detto in precedenza, uscita dall'Università del New Mexico, e è già pronta in lunetta con il libero aggiuntivo. Va a segno allora Brown e prova a mettere le marce alte. Il Geas ora in vantaggio di 4 lunghezze sul 17-13, 1:35 al termine del primo quarto, con Cinzia Arioli a gestire questo possesso dal palleggio. Si fa vedere Milic, che ora è costretta a uscire dal pitturato. Gombac a lavorare dal palleggio proprio contro Brown. Il passaggio difficile dentro per Milic contro 2 avversari. Il suo semigancio questa volta non trova fortuna, allora riparte il Geas con Kacerik
fuori dall'arco c'è ancora Brown, proteggiata da Gombac, si fa dentro da Correal, arresto e tiro da parte di Correal, sbagliato il suo tiro, rimbalzo controllato dal Cus Cagliari. Cinzia Arioli predica calma, chiama lo schema il capitano del Cus Cagliari, servita in punta Leandra Cesta, fuori si fa vedere Giulia Gombac, arriva fuori dai blocchi in questo momento Benic, e poi il tocco con il piede da parte di Kacerik, e dunque si riprenderà con una rimessa in gioco dal lato per il Cus Energit Cagliari. Altro cambio per coach Zanotti, esce Kacerik ed entra con la canotta numero 15 Beatrice Barberi, sala del 1995 al Geas Sesto San Giovanni fin dalla stagione 2011, sta viaggiando a 8,8 punti di media in 27 minuti di impiego. Intanto attacca il Cus Cagliari con soli 5 secondi sul cronometro di 24, è corta la tripla mandata per aria da Cinzia Arioli, allora riparte il Geas con Brown, arresto e tiro stavolta vincente da parte di Antiecha Brown, che si sta prendendo la scena, complice l'assenza dall'altra parte di Samantha Pralis, sulla cui caviglia stanno ancora lavorando dalle parti della panchina del Cus Cagliari. Vedremo se sarà in grado di riprendere il gioco. Qui l'errore di Cesta, ma c'è il rimbalzo di Milic che va forte sotto le planche e subisce il fallo di Emily Correal. Gita in lunetta per Nicolina Milic, che stante l'assenza di Samantha Pralis deve andare a prendersi responsabilità ancora più importanti nell'attacco del Cus Cagliari. Secondo fallo intanto anche per Emily Correal, e in lunetta è pronta Nicolina Milic, fino a questo momento autrice di 6 punti, miglior marcatrice del Cus Cagliari, punti che diventano ora 7 con questo tiro libero realizzato che permette al Cus Energit Cagliari di smuovere il proprio tabellino fermo a 13 ormai da un pochino di tempo. 1 su 2 per Milic, rimbalzo di Correale, allora riparte l'azione del Geas con Tai Madonna a gestire dal palleggio. Ultimi 13 secondi di questo primo quarto di gioco, Madonna dal palleggio, c'è il blocco di Correale, ancora Madonna, il palleggio, poi il tiro da 3 punti a segno, gran canestro da parte di Tai Madonna e chiude bene il primo quarto allora il Geas, ma c'è spazio per un'ultima offensiva da parte del Cus Cagliari. Benic non trova lo spazio per la conclusione. Finiscono i primi 10 minuti al Palacus di Cagliari, vantaggio Geas Sesto San Giovanni sul punteggio di 22-14. Noi ci andiamo a prendere una piccolissima pausa e poi torniamo in diretta. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto al Palacus di Cagliari. Notizia importantissima, Samantha Pralis è tornata sul parquet, zoppica, sicuramente non è nelle migliori condizioni possibili, ma quello che conta per il Cus Cagliari è che sia tornata in campo. Vedremo quale apporto riuscirà a dare ora la giocatrice americana del Cus Cagliari. Intanto Madonna, lo scarico dall'altra parte per Brown, la partenza in palleggio, gran finta da parte di Brown che va a segno con il canestro da 2 punti. Antiecha Brown ancora a prendersi la scena per il Geas Sesto San Giovanni, quello appena realizzato è il 9° punto della sua partita, 24-14 il punteggio, più 10 Geas Sesto San Giovanni che sta conducendo questa partita fondamentale, un derby salvezza praticamente. Intanto seguiamo questa offensiva da parte di Samantha Pralis che lavora ora a un mismatch favorevole contro Mandà, che sbaglia però il tiro dalla media, ma lavora bene al rimbalzo Gombac. Ancora un extra possesso per il Cus Cagliari, ancora con Samantha Pralis ad attaccare Mandà che dal palleggio chiede spazio, vuole andare in isolamento Pralis, poi trova un grande scarico per Benic, la tripla di Benic a segno, gran canestro e grande attacco per il Cus Cagliari con il tiro ottimamente costruito da Samantha Pralis dal palleggio, ha lavorato in isolamento, ha trovato lo spazio per la tripla di Benic, ma dall'altra parte attacca altrettanto bene anche il Geas Sesto San Giovanni che allunga allora sul 26-17. Pralis si mette ancora in proprio, sbaglia, lotta a rimbalzo Milic, l'ultimo tocco a rimbalzo secondo gli arbitri è stato di Barberis e allora rimessa dal fondo per il Cus Cagliari. Coach Antonello Restivo decide di provvedere a un altro cambio sul parquet, c'è Isabel Romano, è uscita Giulia Gombac, cambio dunque tra giocatrici ex Caligaris Triestina. Intanto arresto e tiro da parte di Benic in uscita dei blocchi, solo primo ferro per lei. Dall'altra parte a gestire il possesso c'è Tai Madonna che ha già
ceduta all'indirizzo di Brown, ora si va sotto per Emily Correal, la partenza dal palleggio contro Milic, davvero molto interessante questo duello tra le due giocatrici. Ora arriva l'errore da parte di Correal, propiziato da una buona difesa però da parte di Nicolina Milic. Allora dall'altra parte Samantha Prailis prova a fare tutto da sola, come spesso le capita. Stavolta arriva il fallo da parte della difesa e dovrebbe essere stato commesso, se non ho visto male, da Emily Correal questo fallo. Andiamo a vedere la sanzione, la paletta meglio alzata dagli ufficiali di campo. Esce Correal, primo fallo della partita, ed entra con il numero 30 Ercoli per il Geas Sesto San Giovanni. Elisa Ercoli dunque guadagna il parquet, è stato già rimesso in gioco il pallone da parte del Cuscaglieri. Ancora Praris, ancora uno scarico illuminante stavolta per Aleandra Cesta, gran canestro di Aleandra Cesta, o meglio grande assist di Samantha Pralis a propiziare il canestro di Aleandra Cesta. Prova a ricucire il Cuscaglieri, ora sotto di 7 lunghezze sul 26-19, mentre Mandà, che lavora a spalle a canestro, cercava il passaggio per il taglio di Barberis. Ultimo tocco da parte della difesa del Cuscaglieri, rimessa dal fondo per il Geas. 8 secondi per il tiro della formazione lombarda. Coach Zanotti provvede a un altro cambio, torna sul parquet Kaceric, esce Barberis, tutto pronto per la rimessa in gioco. È già uscita anche Isabel Romano dalle parti del Cuscaglieri, è tornata il capitano Cinzia Arioli. Qui bel taglio da parte di Madonna, che però non riesce a convertire il layup. Arriva anche l'errore da sotto da parte di Ercoli, dietro schiena davvero notevole da parte di Pralis, che poi si sente cade la tripla a segno di Samantha Pralis. Che giocata della giocatrice americana, che mi pare abbia ripreso ottimamente il controllo della sua caviglia dopo l'infortunio accusato in precedenza. Dietro schiena davvero mortifero da parte di Samantha Pralis, che poi ha segnato la tripla che vale il -4. Cuscaglieri 26-22 il punteggio, 7-12 al termine del primo tempo. Le proteste da parte di coach Zanotti, riceve anche un richiamo da parte degli arbitri. Intanto è stato sanzionato un fallo. Discussione anche dall'altra parte con coach Antonello Restivo, richiamato anche lui, qualche protesta di troppo dunque da entrambe le panchine in questa fase molto calda della partita, con il Cuscaglieri che sta provando a rifarsi sotto dopo che il Geas si era portato avanti di 10 lunghezze sul 24-14. L'iniziativa da parte di Kaceric, fuori da Mandà, la partenza con la mano sinistra, il tiro con la mano destra invece arriva l'errore. Allora Pralis ancora ad attaccare la difesa del Geas, il pallone in mezzo alle gambe, le sfugge ma solo per un attimo. Arriva anche Cesta, il pallone dentro ancora per la ricezione profonda di Milic, che con una gran finta si libera di Ercoli e manda a segno il canestro del -2 Cuscaglieri. 6:40 al termine del secondo quarto, 26-24 in favore del Geas, che ora è in difficoltà dopo questo parziale messo in piedi dal Cuscaglieri. Qui il fallo di Cesta su Kaceric, non si capacita del fischio arbitrale la giocatrice italo-argentina. Ci sarà una rimessa dal lato in favore del Geas, torna sul parquet Isabel Romano, esce proprio Aleandra Cesta, perché questo appena commesso era il suo secondo fallo nella partita. Dunque richiamata subito sul parquet Isabel Romano, playmaker tristino arrivato in corso di stagione per il Cuscaglieri, ad allungare per quanto possibile le rotazioni di coach Antonello Restivo. Attacca Brown allo spazio, prende la tripla e la manda a segno anche Brown. Che partita anche di Anti-Escia Brown da 3 punti a regalare ossigeno al Geas Sesto San Giovanni, ora avanti sul 29-24. Fischio arbitrale dall'altra parte, fallo in attacco di Nicolina Milic, e guadagna allora energia anche da questo fischio arbitrale favorevole il Geas Sesto San Giovanni. Occhio anche al tassametro tra virgolette dei falli, questo era il secondo da parte di Nicolina Milic. Abbiamo detto che coach Antonello Restivo ha una rotazione striminzita a propria disposizione, allora anche il conto dei falli diventa fondamentale da tenere d'occhio, soprattutto in questa fase iniziale della partita. 6 minuti al termine del secondo quarto, errore anche per il Geas. Allora Samantha Pralis lavora dal palleggio, consueto gioco di Bolendlica, arresto e tiro a segno ancora Samantha Pralis, che arriva così a 10 punti segnati, doppia cifra per lei. Dall'altra parte è già in doppia cifra da un pezzo Anti-Escia Brown a quota 14 punti. Proprio Brown va a subire il fallo della difesa, se non sbaglio da parte
di Cinzia Arioli, capitano del Cus Cagliari, che va così a commettere il primo fallo della sua partita, rimessa dal fondo per il Geas, quarto fallo di squadra intanto da parte del Cus Cagliari. Dunque dal prossimo si andrà a tirare, persa sulla rimessa Kacerik, che sbaglia una prima volta, anzi sbaglia anche una seconda volta, davvero due errori sanguinosi per Kacerik, che poi si fa perdonare andando forte a rimbalzo. Qui Mandache con un rimpallo praticamente quasi di stampo calcistico riesce a trovare un canestro in maniera carambolesca, direi, il Geas Sesto San Giovanni, che comunque mostra caparbietà in questa circostanza. 31-26 ora il punteggio, ancora davanti la formazione lombarda. Attacca Samantha Pralis sul blocco di Milic, virata e scarico per Milic, troppo veloce anche per la compagna, in questo caso Samantha Pralis. Brown sbaglia da sotto, si lotta a rimbalzo, Benic strappa il pallone, ora la fuga in contropiede, la tripla però presa da Pralis, stavolta non arriva il miracolo, si addormenta clamorosamente a rimbalzo il Geas e si addormenta anche Benic, che poi viene rimproverata dall'urlo incredibile di coach Antonello Restivo, che fa tremare i vetri del Palacus di Cagliari. Ha ragione il tecnico cagliaritano, davvero disattenzione clamorosa da parte di Cristina Benic, che è andata poi a spendere il secondo fallo della sua partita, che manderà in lunetta Tai Madonna, giocatrice classe 1991, prima stagione in Serie A1 per lei dopo tanto girovagare nelle serie minori, in particolare in A2 tra Ariano Irpino, Ancona e Udine. È andata a segno con il primo libero Tai Madonna, che ora fa 2 su 2, dunque permette al Geas di allungare sul punteggio di 33-26, 4:40 al termine del secondo quarto. Samantha Pralis a lavorare dal palleggio per il Cus Cagliari, servita Isabel Romano, si torna in punta da Milic, che poi ribalta il lato all'indirizzo di Cinzia Arioli, che prova la partenza in palleggio, usa troppo le braccia, anti-escia Brown, arriva il fischio del trio arbitrale a sanzionare il fallo dunque della giocatrice americana, che è andata a commettere il suo terzo fallo della partita. Tegola anche qui per coach Zanotti, che deve subito far alzare dalla panchina una sua giocatrice. Vedremo di chi si tratta, della numero 13 Elisabetta Mazzolini, che dunque va a fare il suo primo ingresso in questa partita. Terzo fallo di Brown, dall'altra parte Pralis, prova ad attaccare la stessa Mazzolini, mano sinistra per Pralis, che prova a prendere la penetrazione, non trova lo spazio, la palla per cesta deviata, dunque può continuare ad attaccare il Cus Cagliari. Taglio backdoor di Pralis, che poi trova Arioli da 3 punti. Arioli, primo ferro, si lotta a rimbalzo, il tocco di Kacerik, extra possesso ancora per il Cus con la finta, la partenza in palleggio, arresto e tiro di Romano, gran canestro da parte di Isabel Romano. Ancora lì il Cus Cagliari a meno 5 sul 28-33, 4 minuti all'intervallo lungo. Attacca Mandache dal palleggio, fuori per Tai Madonna, arriva il blocco di Mandache, che poi si apre lo spazio troppo per la penetrazione da parte di Tai Madonna. Disattenzione clamorosa della difesa del Cus Cagliari, che ora rischia nuovamente di perdere il pallone dopo averlo recuperato. Il fischio di palla contesa premia però la formazione di casa, che dunque potrà tornare senza danni in zona offensiva. Qualche disattenzione difensiva per il Cus Cagliari, concessa una penetrazione centrale facile a Tai Madonna, non è arrivato però il canestro da parte del Geas, che ora difende. Il passaggio consegnato di cesta per Pralis, ancora il palleggio insistito da parte di Samantha Pralis, ora il blocco di Nicolina Milic, che rimane lì ancora con la difesa forte di Mazzoleni, che rende la vita difficilissima a Pralis. L'uscita forte anche da parte di Correal, che poi si lancia in contropiede. Il palleggio di Correal è rientrata in difesa Nicolina Milic, allora si rinizia con Tai Madonna che lavora dal palleggio, mano sinistra, pick and roll con Correal, che ora va a fare a sportellate con Milic, l'errore dalla lunga distanza, e riparte Cinzia Arioli, che va a subire il fallo di Mazzolini. 3 minuti e 8 secondi al termine del secondo quarto, più 5 Geas Sesto San Giovanni, 33-28 il punteggio della sfida che apre il 19° turno della Almona Tour Cup, sfida importantissima in chiave salvezza tra le due formazioni che chiudono la classifica a quota 8 punti. Geas Sesto San Giovanni, neopromosso nel campionato di Serie A1 femminile, ma che vanta una storia, un blasone davvero notevole. 8 scudetti conquistati, tutti a cavallo degli anni 70, con una coincidenza particolare, ovvero il primo scudetto conquistato nella stagione 69-70 proprio in coincidenza con il primo e fino ad ora unico scudetto del Cagliari Calcio ovviamente nella Serie A di calcio maschile. Intanto
viene chiamato un time out da coach Zanotti. 33-28 il punteggio, 2 minuti e 55 al termine del secondo quarto, pausa per noi. Si torna a giocare al Palacus, rimessa in gioco, servita Aleandra Cesta, ora Nicolina Milic, si va fuori da Isabel Romano che lavora dal palleggio contro la difesa di Kacerik. Romano cerca lo spazio per la penetrazione, riesce a servire in qualche modo Milic, c'è il fischio arbitrale perché Isabel Romano è rimasta a terra, anche lei dolorante, davvero sfortuna nerissima per il Cus Cagliari e sembra essersi fatta male Isabel Romano, che si contorce dal dolore, forse il ginocchio come mi fa notare Francesco Aresu. Davvero sfortunatissimo quest'oggi il Cus Energy Cagliari, che ha rischiato di perdere nel corso del primo quarto, lo ricordiamo, Samantha Pralis, che ha fatto davvero correre un brivido a coach Antonello Restivo, e non solo, cadendo a terra dolorante alla caviglia è riuscita a rimetterla in piedi lo staff tecnico medico più che altro del Cus Cagliari. Ora anche Isabel Romano che deve tornare in panchina dolorante, vedremo se anche lei sarà in grado di riprendere il gioco. Intanto eseguito il cambio, torna sul parquet Cristina Benic, rimessa in attacco per il Cus Cagliari, 2:45 al termine del primo quarto, 33-28 più 5 per il Geas. Stavamo parlando in precedenza, mentre scade il cronometro di 24 secondi rendendo vano il canestro di Nicolina Milic, stavamo parlando, dicevo, del palmarès importantissimo del Geas Sesto San Giovanni, che ha conquistato anche una Coppa dei Campioni nel 1978 andando a battere lo Sparta Praga a Nizza. Dunque una bacheca davvero colma di trofei per il Geas, che però in questa stagione deve cercare di difendere la Serie A1 così come il Cus Cagliari. 2:28 al termine del secondo quarto, quel pallone sporcato dalla difesa del Cus Cagliari. Intanto non arrivano segnali incoraggianti dalla panchina dove si lavora per rimettere in sesto Isabel Romano. Bel canestro intanto in uscita dal blocco per Emily Correal, canestro del +7 Geas sul 35-28. Samantha Pralis a lavorare dal palleggio, servita Cinzia Arioli. Ora il passaggio di ritorno ancora per Pralis, infrazione di passi ora sanzionata per il playmaker di Comac, sesta scelta assoluta del draft WNBA del 2012, esperienza anche nel campionato rumeno per lei, che in questa stagione fino a questo momento almeno è la migliore realizzatrice della Alma Natur Cup con 24,7 punti di media. Intanto è arrivato un altro fischio arbitrale a punire la difesa del Cus Energy Cagliari, terzo fallo da parte di Aleandra Cesta, come mi segnala giustamente Francesco Aresu, e dunque viaggio in lunetta per Mandache, che ha mandato a segno il primo dei due liberi a sua disposizione. Aleandra Cesta che rimane sul parquet fino a questo momento nonostante i 3 falli. Coach Antonello Restivo che deve fare i conti, come vi abbiamo detto in precedenza, anche con l'infortunio di Isabel Romano, dunque in questo momento non può provvedere al cambio. Siamo entrati negli ultimi 2 minuti di questo secondo quarto con il palleggio di Cinzia Arioli fuori per Aleandra Cesta. Ora Samantha Pralis, la difesa forte, troppo forte secondo gli arbitri da parte di Giulia Arturi, che va così a commettere il secondo fallo della sua partita. Giulia Arturi che è in missione speciale ora in difesa su Samantha Pralis, che sembra comunque, come abbiamo detto in precedenza, aver ripreso molto bene il controllo della sua caviglia dopo l'infortunio patito nel corso del primo quarto. Il palleggio proprio di Samantha Pralis, stavolta accoppiata con Mazzoleni. Ora il cambio difensivo, il mismatch tra Pralis e Correal, prova a punirlo Pralis, anche un po' fortunata ora la giocatrice del Cus Cagliari con la tripla ingoiata dal ferro, che permette alla squadra universitaria di tornare sul -6, 37-31. La partenza difettosa anche da parte di Andra Mandache, infrazione di passi per Mandache. 1 minuto e 20 al termine del secondo quarto, e Cus che può tornare in attacco con un possesso molto importante per cercare di tornare col fiato sul collo del Geas Sesto San Giovanni. Pralis da 3 punti, stavolta primo ferro, il pallone poi viene catturato da Mandache e riproposto in direzione di Madonna. Gran passaggio di Madonna per Mazzoleni, chilometri per Mazzoleni sfruttati a dovere, tripla importantissima per il Geas che va ora sul 40-31 più 9 per la formazione lombarda. Ora Arioli ha servito Cesta, il passaggio ancora per Arioli, chiamato lo schema maglia da parte del Cus Cagliari. Cesta ha un tiro fronte a canestro che manda però sul primo ferro, ma sbuca dal nulla
a rimbalzo Samantha Pralis, extra possesso ancora per il Cus Cagliari, qui rischiano di pasticciare Milic e Pralis che poi lavorano con il blocco. Pralis sguscia via dopo il blocco di Milic che riesce a trovare il rimbalzo dopo l'errore della compagna e converte il layup del -7 Cus Cagliari. 24 secondi al termine del secondo quarto, il passaggio di Madonna per Kacerik che lavora contro la difesa di Cristina Benic, arriva il blocco ora di Mandache, la penetrazione di Kacerik che si appoggia al vetro, il rimbalzo controllato ora da Pralis, 7 secondi, ora 6, si deve affrettare il Cus Cagliari per cercare di prendere la preghiera, la tripla di Milic, primo ferro solamente per lei, sarebbe stato un canestro di vitale importanza per il Cus Cagliari in chiusura di secondo quarto dopo 20 minuti di gioco. Allora al Palacus di Cagliari davanti c'è il Geas Sesto San Giovanni con il punteggio di 40-33. Andiamo a dare un'occhiata anche alle statistiche. La miglior marcatrice della partita fino a questo momento è Anti-Escia Brown per il Geas Sesto San Giovanni con 14 punti, per il Cus Energy Cagliari come sempre Samantha Pralis con 13 punti, ha tirato male però da 2 punti il playmaker del Cus Cagliari che si è rifatta però dalla lunga distanza mettendo a segno un 3 su 6 e tutto dunque. Allora per questo collegamento noi andiamo a prenderci una piccolissima pausa, poi torneremo in diretta per raccontarvi il secondo tempo di Cus Energy Cagliari Geas Sesto San Giovanni. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Torniamo in diretta dal Palacus di Cagliari +7 Geas Sesto San Giovanni dopo i primi 20 minuti di gioco, 40-33 il punteggio. Sta per iniziare il terzo quarto, Geas sul parquet con Brown, assieme a lei ci sono Arturi, Correal, Mandache e con il numero 7 Kacerik. Dall'altra parte per il Cus Energy Cagliari il quintetto è composto da Samantha Pralis, Cinzia Arioli, Nicolina Milic, Aleandra Cesta e Cristina Benic. Dunque entrambi i tecnici hanno deciso di schierare nuovamente gli starting 5. È iniziato allora il terzo quarto con il primo possesso per il Geas in attacco con Arturi, servita in angolo Mandache che non ci pensa due volte, manda per aria il tiro, lo sbaglia, lavora bene al rimbalzo Aleandra Cesta, riparte il contropiede velocissimo del Cus Cagliari. L'ultimo tocco secondo gli arbitri è stato proprio di Nicolina Milic che dunque perde il controllo del pallone, poteva andare a capitalizzare in contropiede il pivot bosniaco del Cus Cagliari, non è riuscito però a controllare questo pallone. Allora dall'altra parte c'è il Geas che si affida ancora a Martina Kacerik, il pallone dietro la schiena e poi ancora il palleggio. Arturi, la finta, la partenza contro Pralis, arresto del tiro sbagliato e non di poco. Allora altro contropiede del Cus, 2 contro 1, Benic segna con il più facile dei layup, il canestro del -5. 40-35 il punteggio, cerca una scossa il Cus Cagliari per riportarsi a contatto. Intanto Isabel Romano è tornata in panchina, portata però quasi a braccia in precedenza dalle compagne di squadra, difficile che possa tornare a disposizione di coach Restivo nel corso di questa partita. Kacerik da 3 punti non perdona il Geas, allora ricaccia indietro nuovamente questo timido tentativo di rimonta da parte del Cus Cagliari. Letale Kacerik dalla lunga distanza è andata a recuperare intanto un altro pallone Brown, altro canestro, parziale di 5-0 per il Geas che ha ricacciato indietro le speranze del Cus Cagliari. Dicevamo in precedenza Kacerik con il suo quinto punto personale, sono 16 invece per Brown. È arrivato intanto un errore alla lunga distanza per il Cus Cagliari. Arturi già dall'altra parte, ribaltamento di lato eseguito per Brown da 3 punti, letale Geas, 8-0 di parziale, time out restivo.
Si torna a giocare al Palacus di Cagliari, momento di grande difficoltà della formazione di casa che ha incassato un parziale di 8-0 messo in piedi dal Geas Sesto San Giovanni, che dunque si è portato avanti sul più 13, 48-35 ore il punteggio quando mancano 8 minuti e spiccioli al termine del terzo quarto. Arresto e tiro di Pralis, primo ferro, la palla danza sul canestro e poi Milic lo raccoglie per depositarlo nuovamente per il canestro del meno 11 Cus Cagliari, 48-37 ora la situazione con Brown che riceve fuori dall'arco, in punta c'è Mandà che circola il pallone sul perimetro con il Geas che manda a tirare e a segnare Emily Correal, davvero letale con questo tipo di conclusione dall'angolo. Correal che è andata a segno ora con l'8º punto della sua partita, attacca dall'altra parte Pralis a segno con la penetrazione da sinistra, meno 11 ancora per il Cus, 50-39 il punteggio. Ora anche il pubblico del Palacus prova a dare una spinta alla formazione di casa, a cui fa saltare la sua diretta avversaria con la maglia numero 5 Arturi, che poi trova un gran scarico all'indirizzo di Mandà che risponde colpo su colpo. Il Geas che sta allungando le mani su questa sfida decisiva in chiave salvezza, non si vuole arrendere Samantha Pralis che ancora trova lo spazio per un tiro, continua a realizzare la giocatrice newyorkese, giunta ora a 15 punti realizzati in questa partita. In attacco il Geas, qui l'intercetto da parte di Benic che però non riesce a controllare il pallone, rimane in attacco allora il Geas con 11 secondi per chiudere l'azione. 52-41 il punteggio, 6-43 al termine del terzo quarto. Il possesso di Arturi, il palleggio in mezzo alle gambe, ora la mano sinistra di Arturi, il tiro in corsa, gran canestro da parte di Arturi. Esulta tutta in piedi la panchina del Geas con Samantha Pralis che prova a rispondere dall'altra parte, anche lei va dentro forte, va a prendere il fallo contro le proteste di Mandache, fallo di Mandache, e vedremo quella che sarà anche la sua situazione relativa ai falli. Probabilmente non era di Mandache, questo fallo è stato commesso da Correal che è andata a commettere il primo fallo della sua partita. Sono due invece i falli commessi da Mandache. Primo libero assegno per Samantha Pralis che arriva così a quota 16 punti segnati, anzi 17 punti che ora diventano 18, dunque con il 2 su 2 dalla lunetta, nuovo meno 11 per la formazione di casa, 54-43 il punteggio. Samantha Pralis che tra l'altro è la miglior tiratrice di liberi del campionato, prima di questa partita viaggiava con il 91,5%, pensate. Intanto arriva l'errore di Milic che recupera ancora un altro rimbalzo e manda a segno il semigancio che vale la singola cifra di svantaggio per il Cus Cagliari. Allora sul 54-45 stiamo arrivando alla metà del terzo quarto, qui il passaggio che era diretto a Emily Correal, ancora messa in ritmo dall'angolo Brown che però stavolta sbaglia, tocca solamente Pralis, allora recupera Brown, ancora in attacco il Geas, stavolta con Giulia Arturi, chiamato lo schema, tanto troppo spazio per Kaceric, invitata al tiro e lo manda a segno ancora Martina Kaceric, letale dalla lunga distanza, 8 punti anche per lei ora, 2 su 3 dalla lunga distanza, ha conquistato anche 4 rimbalzi Martina Kaceric. Ancora Pralis, stavolta sbaglio, ennesimo rimbalzo di Milic che tira ma sbaglia, poteva esserci il gioco da 3 punti che non arriva, ci saranno bensì 2 liberi per il pivot classe 1994 del Cus Energit Cagliari. Le indicazioni della panchina del Cus, Nicolina Milic intanto è già pronta in lunetta, fino a questo momento ha realizzato 13 punti con 5 su 7 al tiro e 11 rimbalzi per lei, che ora ritocca anche il suo bottino personale. Sono 16 punti per lei ora con 11 rimbalzi, dicevamo 2 su 2 dalla lunetta per Nicolina Milic, meno 10 Cus Cagliari, 57-47 in questa sfida che può valere tantissimo nella corsa a salvezza di entrambe le squadre. Mandache, la penetrazione, lo scarico sotto per Correal, si chiude bene però la difesa del Cus Cagliari che ora prova a ripartire con Cinzia Arioli, velocissima Cinzia Arioli, poi la partenza di Samantha Pralis, il fallo speso da Arturi e questo è il suo terzo fallo personale della partita, dunque dovrà amministrarsi scusate, anche Giulia Arturi nel prossimo
nei prossimi minuti di gioco dal punto di vista disciplinare. Qui bell'alto basso tra Cesta e Pralis, che va a segnare il 21esimo punto della sua partita, portando a 8 le lunghezze di svantaggio del Cus Cagliari. Ora l'attacco del Geas con Kacerik che pensa al tiro, ma solo per un attimo. Arturi in un angolo per Brown, il taglio di Mandache, arresto il tiro di Mandache. Che attacco da parte del Geas Sesto San Giovanni, circolazione di palla perfetta, messa in ritmo Mandache con mano morbida a riportare sul più 10 il Geas. Ora 59-49 il punteggio. Pralis dentro per Milic, che riesce a lottare su questo pallone e a realizzare ancora un altro canestro importante, il canestro del -8 Cus. Ora diventano 19 i punti di Nicolina Milic, che sta giocando una partita davvero sontuosa. Kacerik da 3 punti, ancora a segno, terza tripla della partita di Martina Kacerik, anzi quarta tripla per lei. Vengo smentito intanto dalle statistiche in tempo reale della Lega Basket femminile, la terza tripla, come ricordavo bene, da parte di Kacerik. In ogni caso, terza o quarta che sia, davvero importante dalla lunga distanza, e su di lei non ha sempre difeso nel migliore dei modi la difesa del Cus Cagliari. È arrivato intanto un altro canestro, 53-62, ora lo svantaggio per la formazione di casa, che deve difendere contro l'offensiva di Mandache, cercata con Realla. Ancora il passaggio per Mandache, forse un tocco sul suo braccio al momento del tiro, non è dello stesso avviso la terna arbitrale. Intanto doppio cambio per coach Zanotti, sul parquet torneranno Tai Madonna e Barberis, escono Mandache, furente per il mancato fischio in precedenza, ed è uscita anche con il numero 5 Giulia Arturi per il Geas Sesto San Giovanni, che ora difende contro Samantha Pralis. Il palleggio di Pralis, arresto e tiro dalla lunga distanza, il suo tiro che si infrange sul secondo ferro. Riparte allora il Geas con Tai Madonna, palla fuori per Brown, ha spazio per il tiro da 3, secondo ferro anche per lei, ma poi il pallone che viene inghiottito dopo essere carambolato sul tabellone. Nuova fuga Geas sul più 12, 65-53, 3 minuti al termine del terzo quarto, con Samantha Pralis che prova per l'ennesima volta a rispondere. Cinzia Arioli torna in punta da Nicolina Milic. Ora Benic che va a ricevere questo passaggio consegnato, perso però in maniera banale dal Cus Cagliari. Allora Brown velocissima dall'altra parte a recapitare il canestro del più 14 Geas. Ora sul 67-53 diventano 21 anche i punti di Brown, che dunque va a raggiungere Samantha Pralis in vetta alle migliori marcatrici di questa partita. Fischio dall'altra parte, fallo della difesa, e dunque in attacco ancora il Cus Cagliari con 17 secondi per chiudere l'azione. Rimessa dal lato per Cristina Benic, la giocatrice croata andrà a rimettere in direzione di Pralis, che però viene controllata bene da Kacerik. Allora si va da Milic, ora il passaggio consegnato per Pralis, lo scarico fuori ancora in direzione di Benic da 3 punti, importantissimo per riportare in partita il Cus Cagliari. Ora sul -11, 2 minuti e 15 allo scadere del cronometro del terzo quarto. Circolazione perimetrale per il Geas, la finta di Tai Madonna che prova la partenza in palleggio, fallo da parte di Cinzia Arioli e secondo fallo della partita per il capitano del Cus Cagliari, con rimessa dal lato anche per il Geas che ha commesso 4 falli. Questo invece era appena il primo del terzo quarto per il Cus Cagliari, che si deve amministrare, deve tenere d'occhio il conto dei falli vista la rotazione contata a disposizione di coach Antonello Restivo. Qui airball dalla lunga distanza per Emily Correal, ha recuperato il pallone Samantha Pralis, che poi si porta in velocità dalle parti di Aleandra Cesta. Poi c'è il fallo di Samantha Pralis che protesta e va vicinissimo al fallo tecnico. Non arriva però il fallo, c'è solamente la prima sanzione disciplinare per Samantha Pralis, tema arbitrale che ha tenuto banco nel corso della settimana anche in casa Cus Cagliari, così come anche in altre formazioni del basket femminile sardo. Richiamo ufficiale per Samantha Pralis da parte della terna arbitrale. Non verranno più tollerate proteste da parte del playmaker ex Phoenix Mercury nella WNBA. Intanto il rimbalzo e la fuga proprio di Pralis, che fatica per recuperare questo pallone, cercava un passaggio no look davvero troppo immaginifico anche per la compagno, e poi
punisce da 3 punti. Madonna, letale il Geas dalla lunga distanza. Andiamo a vedere anche la statistica relativa al tiro da 3 punti: 8 su 16, 50% dall'arco per la formazione di coach Zanotti, che sta avendo davvero tantissimo dai suoi esterni in termini di tiro dalla lunga distanza nel corso di questa partita. Altro fallo qui, stavolta da parte della difesa, fallo in particolare su Samantha Pralis, la colpevole proprio Madonna, che protesta molto timidamente all'indirizzo della terna arbitrale. Samantha Pralis intanto è già pronta in lunetta per eseguire i 2 liberi, 56-70 più 14, che rimane tale per il Geas Sesto San Giovanni. Infatti è arrivato il primo errore per Pralis che segna invece il secondo libero, portando sul meno 13 il Cus Cagliari 70-57. 1 minuto e spiccioli al termine del terzo quarto. La circolazione sul perimetro per il Geas. Ora Barberis, il passaggio in direzione di Kacerik che cerca la penetrazione, lo scarico ancora per Correal, letale con il suo solito tiro dall'angolo. Ha trovato la sua mattonella Emily Correal, ancora a segno con il 10° punto della sua partita. L'ex di turno che si sta facendo sentire, e come, con questo tipo di tiro dall'angolo. Intanto trova lo spazio per la penetrazione da sinistra Arioli. C'è l'errore però da parte del capitano del Cus Cagliari. Dall'altra parte il taglio servito ottimamente da parte di Correal, che però non trova la maniglia. Allora palla persa per il Geas Sesto San Giovanni, che non assesta il colpo di grazia al Cus, che rimane aggrappato alla partita sul meno 15 ora, 72-57. Coach Antonello Restivo con braccia conserte in panchina. Samantha Pralis a chiamare lo schema e a lavorare sul blocco di Milic. Sguscia via Pralis, che prova ad andare dentro contro ben 3 maglie rossonere. Arriva il fallo che è stato commesso da Giulia Arturi, se non ho visto male, anzi non si trattava di Giulia Arturi, probabilmente Francesco Aresu ha visto meglio di me. Si trattava, come giustamente mi faceva notare, di Barberis con il primo fallo della partita. Allora andiamo ad annotare anche questa segnalazione arbitrale, mentre è arrivato il 2-2 dalla lunetta per il Cus Cagliari, che ora prova a rifarsi sotto sul 72-59. Madonna a un passo dalla palla persa, poi Brown anche lei deve faticare, sta per scadere il cronometro, 1 secondo per il tiro del Geas, scade il cronometro, non trova la via del canestro anti-Escia Brown. Allora finisce qui il terzo quarto, Geas avanti sul più 13, 72-59 il punteggio qui al Palacus di Cagliari in favore della formazione lombarda. Ultimo mini intervallo e poi torneremo in diretta pronti a raccontarvi l'ultimo quarto di questa sfida. Tutto pronto per l'ultimo quarto di gioco. Cus Energit Cagliari e Geas Sesto San Giovanni sono già sul parquet. Sfida importantissima in chiave salvezza che la formazione lombarda sta facendo sua fino a questo momento sul punteggio di 72-59, ma manca ancora un'eternità. Samantha Pralis in campo per il Cus Cagliari assieme ad Aleandra Cesta, Nicolina Milic, Cristina Benic e Cinzia Arioli. Dall'altra parte per il Geas ci sono Madonna, Emily Correal, Anti-Escia Brown, Martina Kacerik e Andra Mandache. Questo è il quintetto mandato in campo da coach Cinzia Zanotti, tecnico del Geas Sesto San Giovanni da 2 anni, dalla primavera praticamente del 2014. Un palmarès importantissimo per lei da giocatrice ma anche da allenatrice. Ha conquistato subito la promozione e anche la Coppa Italia di categoria lo scorso anno e sta cercando dunque di condurre il Geas anche a una salvezza che sarebbe importantissima. Intanto Nicolina Milic in lunetta, 2-2 per lei, va a realizzare il 22° punto della sua partita, anzi 23° con il 2-2 a cronometro fermo, 61-72, meno 11 Cus Cagliari. Fallo su Martina Caceri, che dunque rimessa dal lato per la formazione di coach Zanotti, rimessa dal lato di cui va a incaricarsi Madonna. L'uscita dei blocchi di Caceri che riceve in questo momento, controllata da Cristina Benic, torna verso la punta dove c'è Madonna, sale per il blocco Emily Correal che poi taglia dentro dopo il pick and roll, si torna fuori da Mandache che prova a partire in palleggio contro Aleandra Cesta, arresto e tiro troppo corto, riparte Samantha Pralis dal palleggio
Arriva solo ora Nikolina Milic che porta subito un blocco, bel taglio di Milic che va dentro con il contatto, non riesce a segnare, salta più in alto di tutti a rimbalzo il pivot bosniaco del KUS Cagliari che permette un altro extra possesso. Qui la finta da parte di Arioli che poi prova ad attaccare Madonna, Milic taglia dentro, palla persa banale da parte del capitano del KUS Cagliari, contropiede del Geas a segno da sotto, non può fallire Emili Correa, il canestro del +13, 74-61, non trema il Geas contro i tentativi di rimonta da parte del KUS Cagliari che sta avendo poco nel corso di questa partita dal suo capitano Cinzia Arioli, ancora ferma a quota 0 punti nel suo tabellino, nel suo score personale. Qui prova a mettersi in proprio anche Cristina Benic, arriva però un errore da sotto canestro per lei, dall'altra parte c'è già Emili Correa, le intercetta il passaggio Aleandra Cesta che lancia poi Samantha Praalis, il fallo da parte della difesa è antisportivo da parte di Martina Kaceric e dunque ci saranno 2 liberi, più possesso per il KUS Cagliari che prova quantomeno con questa giocata a rimettersi in scia con il Geas che è scappato sul +13, 74-61, ma ha avuto anche 15 lunghezze di vantaggio la formazione allenata da coach Zanotti. Praalis in lunetta, non ci sono giocatrici a rimbalzo perché quello in precedenza è stato indicato come fallo antisportivo da parte della terna arbitrale. Primo libero a segno per Praalis, arriva il 2-2 per la giocatrice di Comac che va a realizzare così il 26esimo punto della sua partita. 5 su 5 da 2, 3 su 7 da 3 punti per lei che ha catturato anche 6 rimbalzi e smazzato ben 7 assist. Ora arresto e tiro ancora Samantha Praalis che prova a prendersi la scena e a guidare la rimonta del KUS Cagliari, guarda verso la sua panchina coach Zanotti preoccupatissima, memoria ovviamente della prestazione dell'andata in cui Samantha Praalis con 50 punti personali riuscì a permettere la vittoria del KUS Energyt Cagliari che ebbe in quella circostanza tra l'altro anche 20 punti da Nikolina Milic. 70 punti degli 83 realizzati in quel caso del KUS Cagliari arrivarono da 2 sole giocatrici. Qui altro possesso per il KUS, proteste veementi da parte di Mandache, non arriva il fallo tecnico richiesto a gran voce dal pubblico del Paracus, altro richiamo in direzione della panchina di coach Zanotti mentre il KUS Cagliari prova a rimontare, allunga la difesa il Geas. Ora Praalis, rubata il pallone da dietro da parte di Kaceric che poi ha spazio per la tripla, la sbaglia, rimbalzo di Benic e ha rischiato tantissimo qui il KUS Cagliari, palla contesa, freccia che però indica la direzione del Geas Sesto San Giovanni. KUS Cagliari che poteva portarsi in avanti per portare dalla propria parte l'inerzia della partita, ma ha perso banalmente il pallone Samantha Praalis. Poteva essere davvero un'occasione d'oro per la squadra di casa che ora è costretta a difendere contro Brown, anzi contro Romano che va dentro con la penetrazione. Il fallo della difesa e 2 liberi anche per Tai Madonna che potrà dunque andare in lunetta per cercare di allungare il margine di vantaggio ora a 74-65 più 9 Geas con Tai Madonna in lunetta, playmaker classe 1991 che manda a segno il suo primo libero raggiungendo quota 11 punti segnati in questa partita. 2 su 2 per lei, allora sono 12 sui punti personali, 1 su 4 da 2, 2 su 2 da 3 e 4 su 4 ai liberi per Tai Madonna, mentre Samantha Praalis ancora con il palleggio fuori per Benic da 3 punti, sbaglia ma c'è il rimbalzo di Cesta e poi un'altra tripla di Praalis, stavolta a segno e riprende vigore allora il KUS che torna a meno 8. 7 minuti e 20 al termine della partita, attacca Tai Madonna, il pallone in mezzo alle gambe sulla difesa di Cinzia Arioli, esce dai blocchi Kaceric, un passo dalla rubata Benic che poi riesce a conquistare il pallone, lo riperde però in maniera banalissima e ancora Geas in attacco, davvero si morde le mani in panchina coach Antonello Restivo. Geas in attacco con un possesso importantissimo gestito da Tai Madonna, fuori da Mandache, la tripla di Mandache a segno. E allora a una palla persa sanguinosa il Geas Sesto San Giovanni risponde con una tripla da campionessa
Andra Mandake, 13° punto personale per lei, 79-68, nuovo più 11. Geas ci prova, cesta, sbaglia però la giocatrice italo-argentina, lascia scorrere il pallone oltre la linea laterale. Emily corre al 6:32 al termine di questa partita. Il pubblico del Palacus non si vuole arrendere. 6 minuti e 32 dicevamo. KUS Energy Cagliari che crede ancora nella rimonta, ma si è mangiato in più di un'occasione quantomeno la possibilità di arrivare nella fase calda della partita con l'inerzia della gara stessa tra le proprie mani. Il Geas ne ha approfittato con grande freddezza e fino a questo momento sta facendo suo con merito. La sfida tripla anche da parte di Tai Madonna e prova la fuga decisiva. Ora il Geas avanti sull'82-68 a 6 minuti dal termine. Diventano davvero tante ora le lunghezze da recuperare per il KUS Cagliari. Sono 14 i punti di vantaggio del Geas, mentre Samantha Pralis palleggia con la mano sinistra, prova a prendersi la tripla e la manda a segno. C'è ancora vita per il KUS Cagliari che accorcia ancora sul meno 11, vuole rimanere assolutamente lì la squadra di coach Antonello Restivo. Kacerik dal palleggio, fronteggiata da cesta, Mandake fa circolare in direzione di Mazzoleni. Ora il blocco di Correal che poi taglia dentro il palleggio di Madonna. Ancora Madonna sul blocco di Mandake, si prende la penetrazione e poi lo scarico per la stessa Mandake che aveva mandato a segno il tiro, ma dopo lo scadere di 24 secondi. Cambio per il Geas, torna Anti-Escia Brown, esce Mazzoleni, rimessa per il KUS Cagliari con Cristina Benic che andrà a rimettere. 5:24 al termine della partita, più 12 Geas, Sesto San Giovanni sul punteggio di 82-72. La situazione dei falli di squadra e il fallo ora o meglio il colpo sul volto per Pralis. Si lamenta il pubblico del Palacus. Intanto Nicolina Milic porta il pallone in zona offensiva, lo poggia in direzione di Samantha Pralis, arresto e tiro dalla lunga distanza, stavolta non va dentro, ma c'è l'ennesimo rimbalzo da parte di Nicolina Milic. Ora sono 14 le carambole conquistate dal pivot bosniaco ex Lucca. Qui intanto arriva il fallo su Cristina Benic e rimessa dal fondo per il KUS Cagliari. Terzo fallo di squadra appena commesso dal Geas. 5 minuti e 7 secondi al termine della partita. Le indicazioni dei due tecnici, mentre Aleandra Cesta porge il pallone in direzione di Samantha Pralis, va dentro Cesta, il pallone fuori dall'arco per Benic che attende l'arrivo di Milic. Il taglio dentro di Nicolina Milic, servita coi tempi giusti. L'errore, il 15° rimbalzo della partita per Milic, fermata poi fallosamente dalla difesa del Geas. Quarto fallo di squadra avvenuto però in questo caso sul tiro, e dunque 2 liberi per Nicolina Milic che potrà dunque andare a cercare il meno 10 per il KUS Energy Cagliari con questi 2 tiri liberi. 82-70 il punteggio, corto però il primo libero di Nicolina Milic che rimane dunque a quota 23 punti segnati con 8 su 12 da 2. Ancora Milic in lunetta, arriva l'1 su 2, 24 allora personali per lei con 15 rimbalzi. Attacca il Geas, qui il recupero di Samantha Pralis che poi perde nuovamente il pallone sul recupero pronto da parte di Madonna. Ancora Pralis attivissima, riesce a recuperare il pallone, qui Milic a segno. Ancora speranze allora per il KUS Cagliari che torna sul meno 9 dopo essere sprofondato sotto le triple del Geas. Attacca Brown, controllata da Arioli, qui usa il braccio esterno, fallo in attacco evidente da parte di Anti-Escia Brown. Il fallo su Cinzia Arioli che è parso assolutamente evidente. Quinto fallo di Anti-Escia Brown che esce, dunque termina qui la partita della giocatrice classe 1992 del Geas Sesto San Giovanni. Leader realizzativa anche per il Geas, chiude con 24 punti, 7 su 9 da 2, 3 su 6 da 3, 1 su 1 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 assist e 5 falli dunque per Anti-Escia Brown. KUS Energy Cagliari che torna in attacco, 4:19 al termine, 5 falli di squadra commessi dal Geas, dunque si andrà a tirare
dalla prossima occasione per il Cus Cagliari. 2 solo i falli commessi dalla formazione di casa, che ora attacca con Cinziarioli dal palleggio, controllata da Tai Madonna. Ancora Cinziarioli, prova a smarcarsi Pralis, fronteggiata da Martina Kacerik, sale Milic per il blocco, ora Arioli ancora a lavorare dal palleggio, c'è Pralis accoppiata con Kacerik, arriva ancora il blocco di Milic, solito pick and roll tra le due, lo scarico in angolo, la finta di Arioli che prende la linea di fondo, stoppata terrificante da parte di Tai Madonna, era scaduto intanto anche il cronometro dei 24 secondi, dunque non riesce a capitalizzare questo possesso fondamentale il Cus Cagliari e scorre intanto il cronometro, ora mancano solo 3 minuti e 54 al termine della sfida, sempre 82-73 in favore del Geas. Mandache fuori per Arturi, il blocco di Mandache proprio in direzione di Arturi, lo scarico in angolo per Mandache, il tiro piazzato a segno, ancora Mandache, mortifera da quella posizione anche lei, così come Emily Correal. 15 punti personali anche per Andra Mandache. Ora la finta, l'hesitation di Pralis, canestro di talento pure da playground, ancora Samantha Pralis. Ora sono 35 i suoi punti segnati, 7 su 17 da 2, palla persa intanto dal Geas. Milic dall'altra parte segna e riporta il Cus ancora quasi a contatto, 84-77 il punteggio, meno 7 per il Cus Cagliari. Ultimi 3 minuti di partita, attacca Martina Kacerik, controllata da Aleandra Cesta, il pallone fuori per Mandache da 3 punti, Mandache tabellata, recupera il rimbalzo Pralis, passaggio a una mano baseball per Benic, la finta di Benic, il fallo di Martina Kacerik che vuole fermare la transizione da parte del Cus Cagliari, quarto fallo allora da parte di Martina Kacerik. Coach Cinzia Zanotti vuole parlare con le sue giocatrici e chiama puntualmente il time out. Terminato il time out chiamato da coach Zanotti, si torna al Palacus di Cagliari con il primo libero a segno da parte di Cristina Benic, che raggiunge così quota 11 punti segnati in questa partita. Ancora una chance a cronometro fermo per la giocatrice croata che fa 2 su 2 e porta sul meno 5 allora il Cus Cagliari. 2 minuti e 40 secondi fondamentali per il campionato del Cus Cagliari e anche del Geas Sesto San Giovanni. Sale la temperatura al Palacus, attacca Arturi, il blocco di Mandache, ancora Arturi, controllata da Cinziarioli, la palla fuori per Tai Madonna che prova ad attaccare Pralis, va dentro, fallo di Samantha Pralis e dunque rimessa dal lato per il Geas Sesto San Giovanni con coach Zanotti che ha pronto un cambio, tornerà sul parquet con il numero 7 Martina Kacerik, esce con il 15 Barberis, ancora rimessa dal lato, anzi ci sono liberi per Tai Madonna, considerata in azione di tiro e dunque gita in lunetta per Tai Madonna e i fischi del Palacus di Cagliari. Primo libero a segno, però non trema la mano di Tai Madonna, playmaker classe 91 del Geas Sesto San Giovanni, che si è ben comportato nel corso di questa partita. 2 su 2 per Tai Madonna, che arriva così a quota 17 punti segnati, perfetta dalla lunetta, 6 su 6 allora per lei. 2 minuti e 20 con Pralis alla disperata a sfidare tutta la difesa del Geas. L'ultimo tocco però è il suo, va vicinissimo anche qui al fallo tecnico, corre in zona difensiva Pralis per sfuggire al fischio arbitrale di fallo tecnico che di lì a poco, cioè a crederci, sarebbe arrivato. 2-17, palla persa sanguinosa allora per il Cus Cagliari, sotto di 7 lunghezze contro il Geas Sesto San Giovanni. Il passaggio di Kacerik per Arturi, la difesa di Pralis cercata e trovata ancora dall'altra parte Martina Kacerik. Il mismatch contro Nicolina Milic, vedremo come lo attaccherà. Ora Correal va dentro contro 2, lo scarico fuori, bella circolazione sul perimetro per il Geas. Madonna da 3 punti, ancora letale Tai Madonna, arriva così a quota 18 punti Tai Madonna, 4 su 4 da 3 punti, impressionante il playmaker del Geas a raffreddare i bollenti spiriti del Palacus di Cagliari. Scivola nuovamente sul meno 10, raddoppiato allora il margine di svantaggio per il Cus Cagliari che si era riportato sul meno 5. Qui Milic con coraggio ancora ad andare a prendersi una responsabilità in attacco a 1:43 dal termine.
trova 2 punti liberi il centro del Cus Energy Cagliari, il silenzio del Palacus per favorire la concentrazione di Nicolina Milic, manda a segno il primo libero 80-89. Ora il punteggio 1 minuto e 43 al termine di questa sfida, 2-2 allora per Nicolina Milic che riporta il Cus sul -8. Giulia Arturi a portare il pallone in zona offensiva per il Geas, il passaggio consegnato di Madonna ancora per Arturi, prova a smarcarsi con Real che ora riceve il passaggio consegnato ancora per Arturi, 10 secondi per il tiro del Geas, manda per aria Arturi in precario equilibrio, l'ultimo tocco è stato proprio di Arturi secondo gli arbitri e dunque rimessa dal fondo per il Cus Cagliari che rimetterà in gioco con il capitano Cinzia Arioli che ha già servito Samantha Pralis. Il palleggio di Samantha Pralis ora a mano sinistra, trova lo spazio per la penetrazione, sbaglia però un altro canestro che sarebbe stato davvero importante per lei. 1 minuto e 10 secondi allora il Geas sta cercando di condurre in porto questa vittoria importantissima. Un occhio anche alla situazione relativa alla differenza canestri, infatti all'andata il Cus Cagliari vinse col punteggio di 79-83, qui il Geas andrebbe a ribaltare anche la differenza canestri, un altro dato assolutamente da tenere in considerazione in vista della volata salvezza. Samantha Pralis, il blocco di Milic più 10 nuovamente per il Geas, 91-81, palla persa e allora sfumano stavolta definitivamente le speranze di rimonta del Cus Energit Cagliari che incassa la 15ª sconfitta in stagione a fronte di 4 vittorie, rimane stavolta solitaria in fondo alla classifica dell'Almo Natur Cup. Viene staccata invece dal Geas Sesto San Giovanni che arriva così a quota 10 punti in classifica, in attesa di vedere cosa farà Vigarano questa sera nel posticipo contro Umbertide. Kaceric ancora dal palleggio decide di non prendere l'ultimo tiro il Geas, finisce qui la partita. Cambio microfono per noi che andremo tra pochi istanti a farvi sentire le sensazioni e le dichiarazioni dei protagonisti in campo. Cambio microfono eseguito, finisce qui la partita, il finale dice 91-81 per il Geas Sesto San Giovanni, 35 punti di Samantha Pralis e 30 per Nicolina Milic per il Cus Cagliari, non sono bastati dall'altra parte 24 di Brown, 20 di Madonna, 17 per Mandache, sono queste le 3 migliori realizzatrici per il Geas Sesto San Giovanni. Allora io vado a raggiungere il parquet, ovviamente tra pochi istanti avremo a caldo le dichiarazioni delle protagoniste con il silenzio del Palacus ora rotto dagli applausi. Salutare comunque la prestazione orgogliosa da parte delle giocatrici universitarie che ci hanno provato fino alla fine, seppur in condizioni non semplici. Ricordiamo anche l'infortunio da parte di Isabel Romano. Ancora in diretta per la TV della Lega Basket femminile, sto raggiungendo la zona delle operazioni e in particolare coach Antonello Restivo in diretta per 2 battute con noi. Coach, era una sfida da dentro fuori, l'avete persa, l'avete giocata con grande intensità, cosa è mancato? Oggi anche la sfortuna con l'infortunio di Pralis prima e di Romano poi, come possiamo commentare insomma questa partita? Ma sì, hai detto tutto tu, è una partita dentro fuori, devi giocarla anche con un po' di cattiveria e nervosismo. Noi sicuramente siamo partiti bene e l'abbiamo messa, poi ovviamente quando Pralis è uscita abbiamo subito quel parziale e poi non siamo riusciti più a riprenderlo. Merito a loro che hanno fatto una gran partita perché hanno comunque tirato certe volte libere, però alcune volte bene, girando bene la palla, arrivando a dei tiri buoni. È ovvio, quando la butti così poi ti può andare bene o ti può andare male. Purtroppo si sapeva, la sfortuna è molto relativa, io non è che ci credo tanto, noi siamo questi, possiamo dire 1000 cose, che siamo arrivati dopo il campionato un po' così, che la Pralis, quello, febbre, non febbre, ma queste cose qua lasciano il tempo che trovano. Vedo le facce delle ragazze sconsolate in panchina, il campionato del Cus Cagliari comunque non è finito con questa sconfitta. No, il campionato del Cus non è finito, anche se ovviamente
probabilmente sia con una vittoria che con una sconfitta. Io faccio gli auguri a loro, anche loro ovviamente di salvarsi, però sarà sia difficile per noi anche per loro, perché ci sono degli intrecci e quindi era già complicato all'inizio dell'anno, poi si è complicato dopo. Ovviamente le ragazze sapevano che questa partita qua era una partita fondamentale per noi, c'è qualcuna che probabilmente ha fatto qualche errore in più e quindi adesso si sente un pochettino giù, c'era tensione prima, durante la settimana, tutte queste cose qua, è normale che poi si esploda così, però nessuno deve dimenticare, anzi bisogna sempre rimarcare che queste ragazze, avendo fatto queste 4 vittorie sino adesso che abbiamo fatto, hanno fatto un'impresa già adesso storica, perché io ricordo che al girone d'andata ci avevano dato il Superbasket 8 come voto, perché tutti quanti pensavano che si perdevano tutte le partite di 20 o di 30, invece è merito proprio queste ragazze, che il loro pianti è proprio quanto ci tengono a fare questo lavoro e quanto ci tengono a giocare bene, poi può andare bene o può andare male. Grazie mille coach. In bocca al lupo ancora al CUS Cagliari in vista del prosieguo della stagione. Vedremo se riusciremo ad avere ai nostri microfoni anche coach Zanotti, tecnico del Geas Sesto San Giovanni. Coach, una battuta in diretta, se ci può raggiungere. Molto gentile coach Cinzia Zanotti con noi in diretta, eccola qui, commentiamo questa vittoria, un'impresa per voi che può valere davvero tantissimo, era quasi uno spareggio praticamente. Sì, era quasi uno spareggio, per noi era importante anche riuscire a vincerla con la differenza canestri. È ovvio che la strada è ancora lunga, sia per noi che per Cagliari, partite ne dobbiamo vincere altre, però diciamo che con questa vittoria, avendo perso in casa, possiamo continuare a buttare l'occhio sulla salvezza. È stata impressionante la maturità del Geas nel gestire le situazioni quando il CUS provava a riportarsi sotto nel punteggio, anche -5 nel finale, poi altre triple a riportare in avanti, insomma l'avete vinta con la maturità probabilmente. Sì, questo è un gruppo, con la freddezza. Dicevo prima che è un mese e mezzo che lavora insieme al completo così, nel senso che ho avuto una andava, l'altra tornava, Correal l'abbiamo da dopo Natale, probabilmente anche loro, siccome si sono unite giocatrici nuove, avevano bisogno di lavoro e soprattutto di compattarsi, cosa che mi sembra adesso essere avvenuta. Speriamo di continuare con questo buon passo. Coach Restivo mi ha detto poco fa, il Geas ha vinto, sarà comunque difficile per entrambe, vedendo anche gli intrecci con le altre formazioni, come vede ora la lotta per la salvezza alla luce di questo risultato? L'ho già detto prima, questa vittoria ci permette sicuramente di sperare ancora, noi fondamentalmente ci crediamo, finché non siamo matematicamente retrocessi lavoriamo e cerchiamo di lavorare al meglio, vogliamo cercare di raggiungere la salvezza. Se ci riusciremo non lo sappiamo, però dire adesso che non è possibile non trovo giusto, perché non è vero, ecco. Grazie mille coach, complimenti per questa vittoria. Allora non mi rimane altro che chiudere questa diretta dal Palacus di Cagliari. Vi ricordo che il Geas Sesto San Giovanni ha battuto il CUS Energit Cagliari in una sfida decisiva in chiave salvezza. 10 punti ora per il Geas, rimane ultimo in fondo alla classifica il CUS Energit Cagliari. Io ringrazio Alessandro Farris e Andrea Farris che hanno curato le immagini e la parte tecnica relativa a questa diretta. Vi do appuntamento ai prossimi impegni del CUS Energit Cagliari nella Almo Natur Cup. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al